Quienes que se do ora soberana arrodillare altasa e in runda in murina saera rospigiana s'annuzzan che in creschi da sazunda in s'anima bramizzo a una sas dies canas contendeso spasso e dai che lulu che da salona pare de minditare a terol giasso allu su drone che ha fizzato isteddo notito so associata che bichino so nessi como mi scopiano in faeddos in soro rio russo so e camino si stracoso so che dia guerre frangere so vado che lo stene d'incostou canto smindata a bocare o a nanghere prima che giompero assai tu so tu e gialischi scamas immannato e malbidujo che da pei scurzo conosche sprocchi in battere suado cante longuso velo cante scorzo ammento nuda vedo e nuda guo pessigo solo ver sos in passera da chi cansiduas luna in ojorro apparruer in braccio de si spera benennito so poeta Sautieri. Benvenuti alla 61esima edizione del Premio Zieri di letteratura sarda. Eccezionalmente quest'anno la manifestazione avviene in streaming online sul canale YouTube del Premio Zieri, nel premio rispetto delle norme prescritte per il Covid-19. Presenti in sala il sindaco di Ozieri Marco Murgia e la giuria. La presentiamo brevemente. Francesco Cossu, il segretario del premio Antonio Canalis, Clara Farina, Attilio Mastino, Anna Cristina Serra e Salvatore Tola. Trasmettiamo direttamente dal Centro di Documentazione di Letteratura Sarda, di cui avete potuto godere le immagini nella sigla di presentazione. Il centro custodisce la memoria storica del premio, tutti gli elaborati dal 1956 ad oggi, un bene preziosissimo pro Salimba Sarda. La formula che vedrete questa sera è particolare, prevede dei contributi video dei premiati che per i tempi della diretta vedrete in sintesi, ma potrete gustare per intero i messaggi dei poeti e i loro contributi a partire dal lunedì 1 marzo sul canale YouTube del Premio Zieri. Passiamo subito nel vivo della manifestazione e passo la parola al presidente del Premio Zieri Vittorio Ledda, che leggerà anche il messaggio di saluto del presidente della Regione Sarda, Cristian Solinas. Vittorio. Benennidos poetas autieri. È con immensa gioia che rivolgo un benvenuto caloroso, questa volta virtuale, a tutti voi che ci vedete dalle vostre abitazioni. Siamo qui, in quella che è la nostra casa, ma che è la casa di tutti i sardi e di tutti gli artisti sardi e di tutti i poeti che dal 1956 ci onorano della loro presenza. Casa voluta tanti anni fa dal segretario del premio Antonio Canalis
e dall'allora presidente della Comunità Montana, Vanni Fadda. Vado a leggere il messaggio del presidente della Regione Sarda, Cristian Solinas. La 61esima edizione del Premio Zieri coincide con lo sforzo che tutti noi, dal popolo sardo nel suo insieme e le sue massime istituzioni autonomistiche, stiamo affrontando per resistere e debellare la pandemia da Covid-19. Malgrado le tante limitazioni alla vita sociale e alle attività culturali, nulla si sta veramente fermando totalmente, ma quando possibile, utilizzando le nuove tecnologie della comunicazione, queste, come pure meritoriamente ha deciso ed organizzato il Premio Zieri, continuano le proprie attività in streaming. Come insegna la recentissima esperienza in corso, questo sistema ha allargato la platea di fruitori di iniziative culturali di altissimo livello, portandoli sin dentro le case di migliaia di persone che difficilmente avrebbero potuto partecipare in presenza nel chiuso dei tradizionali locali di elezione. Questo è il caso del Premio Zieri e c'è da domandarsi se nel lontano 56 i fondatori, nella sua prima edizione, avrebbero potuto immaginare ciò che oggi è realtà, ma che a loro sarebbe apparso come un racconto di fantascienza. Perciò, in questo mio saluto, non mi soffermerò nel ricordare i tanti che in oltre mezzo secolo hanno dato vita al premio e hanno partecipato con successo come giurati, poeti e scrittori. Nei primi tempi il premio costituì la difesa disperata della lingua sarda e di quelle minoritarie di Sardegna che sembravano quasi condannate a morte da una colonizzazione linguistica spietata e inarrestabile, ma poi contribuì alla rinascita delle nostre amate lingue che nel Premio Zieri hanno trovato modo di esprimersi ai più alti livelli quantitativi e qualitativi. Cercherò allora di entrare nel merito di alcuni attuali problemi ancora da risolvere che voi avete indicato chiaramente nella vostra lettera di invito alla giornata di premiazione. Mi riferisco in particolare alla vostra esigenza di tutelare, conservare, restaurare e rendere fruibile l'immenso patrimonio di testi, carteggi, documenti in tanti supporti diversi che, oltre che nel Centro di Documentazione della Letteratura Sarda, necessita di essere conservato con criteri di archivio museo multimediale e reso disponibile alla fruizione pubblica degli studiosi, letterati e degli appassionati. Su questo piano voglio confermare la mia personale disponibilità e quella della Regione affinché sia data una risposta concreta all'esigenza da voi così chiaramente esposta e che corrisponde alle linee programmatiche del governo regionale, da me presieduto, che delle politiche identitarie della difesa e sviluppo della lingua sarda, gallurese, tabarchina, sasserese e catalana d'Alghero ha fatto e farà sempre una bandiera. Voglio ricordare che questa tutela è stata prevista dalla legge regionale 26 del 67 che ha preceduto la legge nazionale 482/99 che pur tutelando la lingua sarda non menziona le altre lingue alloglotte e questo perché attuando un incompleto riferimento alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie questa, pur sottoscritta dall'Italia, non è stata ancora ratificata dal Parlamento. Prima della legge 2667 la lingua sarda era negata e considerata un dialetto da estirpare. Fu un forte movimento popolare dal basso che negli anni 70 impose al Consiglio regionale, con una proposta di legge a iniziativa popolare, di legiferare secondo la consapevolezza identitaria, linguistica ed autonomistica di migliaia di sardi, fra i quali si distinsero gli organizzatori e i partecipanti al Premio Zieri. Non bisogna dimenticare che il fascismo vietò le gare di poesia sarda, ma anche nel secondo dopoguerra, col ritorno della democrazia, pur senza divieti espliciti, la lingua sarda e con essa la nostra cultura fu soggetta ad un vero e proprio genocidio linguistico, complice l'alfabetizzazione di massa e la televisione. Si può dire che il Premio Zieri abbia contribuito in modo decisivo all'evoluzione di quella che è definita come terza stagione autonomistica, quella durante la quale è stata posta all'ordine del giorno dell'autonomia sarda la questione identitaria e linguistica. Ora, questa quarta stagione è indispensabile innovare o addirittura riscrivere il nostro statuto speciale con più ampi poteri in una prospettiva federale nel quale la lingua sarda venga costituzionalizzata, cioè inserita esplicitamente, come avviene negli statuti delle minoranze linguistiche dell'arco alpino, ponendo fine ad una ingiustificata discriminazione dell'autonomia sarda che da questa attuale assenza subisce un non riconoscimento. Con un ringraziamento agli organizzatori e alla giuria che tanto hanno egregiamente lavorato nello spirito del più puro volontariato caratteristico degli anni del Premio Zieri e con i miei più calorosi auguri e premiati a tutti i partecipanti, vi porgo i miei saluti con il sardissimo Forza Varis, Cristian Solinas, Presidente della Regione Sardegna. Grazie Vittorio. Passiamo la parola adesso al Presidente della giuria, Attilio Mastino. Grazie Sara. Cari amici, ci siamo lasciati un anno fa, il 29 febbraio 2020, con la 60esima edizione del Premio Otieri della Letteratura Sarda, fondato nel 1956 per volontà di Tonino Ledda. La cerimonia si era svolta nel Teatro Civico Oriana Fallaci, con l'emozionante esibizione del coro della Brigata Sassari, da e dando
Da allora abbiamo attraversato il deserto, ma non ci siamo mai fermati. La pandemia ci ha fatto soffrire enormemente, con i 1100 morti della Sardegna e i quasi 100.000 del nostro paese, lutti che hanno anzi contribuito ad ampliare la riflessione dei poeti, di uomini e di donne sensibili, attenti, desiderosi di approdare in un mondo migliore, di immaginare un futuro diverso per la nostra gente. Ho conosciuto a Cagliari Antonio Sanna, al quale è intestata la sessione principale del premio. Era arrivato da Bonorva e raccontava a noi studenti di aver perso un polmone durante la prigionia in India sotto gli inglesi. Ci insegnava linguistica sarda, anche nella scuola di specializzazione in studi sardi. La sezione di questo premio in prosa ricorda un altro bonorvese, Angelo Dettori, scomparso quasi centenario a Cagliari nel 1991. Egli, in contemporanea col premio, aveva fatto uscire nel 1957 il primo numero di Sischiglia, rivista mensile di poesia, lingua e arte sarda. Premiare i poeti autieri significa laurearli, riconoscerli, consegnare loro idealmente una corona, come diceva, attaccando Pitano Morette, Antoni Cubeddu, poeta di Otieri, scomparso un anno prima della nascita del premio. A lui è intestata la nostra terza sezione di poesia per il canto. Lasciatemi ricordare da ultimo Antonietta Dettori, già direttrice del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Cagliari, originaria di Macomer, scomparsa in questa stessa settimana. Oggi siamo costretti a celebrare online dal Centro de Documentazione della Letteratura Regionale Tonino Ledda, in Ozieri, questa 61esima edizione, senza i poeti che sarebbero stati benennidos in Ozieri. Ateru no podimos fagere. Lasciatemi dire che non usciremo da questa pandemia senza cambiare in profondità, senza rinnovare reti di solidarietà fondate sull'identità profonda della nostra isola. Guardiamo al futuro, preconizziamo tempi nuovi per rilanciare il nostro premio. In queste settimane discutiamo il progetto di un profondo rinnovamento per percorrere quella camminera e virtude che Paolo Pillonca ci indicava prosudempul venidore, pro un popolo chi lea da lenu, da esistoria sua, può poter toppare a gara franca con atero il popolo de su mondo. Vogliamo scavalcare ponti, immaginare una vita nuova, alimentare la speranza di tempi nuovi, guardare a una Sardegna diversa. Emmo, noi querimos e devimos abbaiare a una Sardegna diversa, Noa. Ci incoraggia il numero dei giovani che hanno partecipato a questa edizione, che ha coinvolto oltre 100 poeti. Se questo è un tempo di bilanci, è anche tempo di sciogliere gli ormeggi e di imbarcarsi verso un futuro che vorremmo più positivo e più felice, con una forte saldatura con le nostre radici più profonde. Apriremo una fase nuova, con nuovi linguaggi, nuovo spirito di unità e il tema della difesa della lingua sarda. Assumiamo l'impegno di guidare il vasto movimento di opinione che ci accompagna, partendo dal prezioso patrimonio di conoscenze e di sensibilità che ereditiamo e che vogliamo mettere al servizio della nostra terra, senza imposizioni verticistiche, con un nuovo equilibrio tra oralità e scrittura, con attenzione più consapevole per il valore della lingua sarda, ripensando alla poesia di Giovanni Maria Dettori, Zalimba Sarda Oe, Fis de Dempul Meda, presonera tra nurages e bades solianas, ninnata dai vades fitianas, lacrimata che prenda, da saera. Non vogliamo più lacrimare per la nostra lingua e per la nostra cultura. Sos poetas podem fare meda in questa camminera noa. I poeti possono aiutarci a costruire questo progetto con spontaneità ed efficacia, perché hanno questo dono speciale, suscitano emozioni, spingono le persone ad agire per obiettivi alti e positivi. Il nostro premio vuole raccogliere le eredità più feconde per riuscire a darci suggestioni e sentimenti positivi per una nuova rivoluzione possibile. Auguri a tutti i poeti, auguri a Otieri e alla Sardegna, auguri al Bannos a totus os poetas, a Otieri e a Sardegna amada.
Grazie, professor Mastino, per queste parole così vere, così vive. In questo momento di stasi, dove tutto sembra quasi congelato, sono parole che veramente danno la spinta, il coraggio e la voglia di continuare con entusiasmo come prima e anche più di prima. Entriamo nel vivo della premiazione andando a scoprire i primi classificati delle varie sezioni. Sezione Poesia Sarda Antoni Sanna. Primo posto a Giovanni Viore de Ittiri per il componimento In su Montigiumeu. Vediamo un contributo videosintesi. Chi in dischidi si dorra soverana a rodeare alta sai in rundas, in muri in assaera rugispana s'annuzzan che in creschidas s'asundas. In samina, prammizzo a una sas dies canas contendes os passos, e dai gelu lugida sa luna pare de m'inditare aterol giassos. Legge la motivazione Clara Farina. Su Montigiu e su logu de s'anima, su Monte Tabor Leopardiano, in ue su poeta e naschido e a ue d'orra da Bezzesa, pro mirare era rugispana dai su sole che scalende, sa sundas annuzzadas e increschidas, sa luna che l'indita datterol giassoso, su drone che ha fizzato isteddo nodidoso a su poeta che isascara al de solbighinoso. E su logu ue su poeta va che su resumo de sa vida, isettende che su vadu l'indita saido di attraessare pro sempre. Sa mamma e bia ischi forsi scante longu o curzu su vilu de sa vida. Issu non ha più nulla da vedere né de guare, ma galu verso nol deve seguire innanti de ruer con sa luna in ojoso. Sa limba ricca e preziosa, iscurra e naturale, in una forma metrica tradizionale gara a su poeta, ricco su un puro su riferimento litterarioso, dai Petrarca a Pascoli a Leopardi. Lea da su premio Giovanni Viore. Passiamo alla sezione prosa Angelo Dettori. Il primo posto a Giampaolo Pisu de Guasila, pro suo componimento Virus e Bisus. Vediamo una videosintesi. Mi dizia scienziato, dando comprehenza pia, tutti professori. Passano per tempo fuori dente e lasciando intervista che non traballando. Ma penso sì, guarda che va in che un ciao con case breve, castiata televisione e murrungiata e castiata. Io da capo ai papà all'estero, che devi tornare sul laboratorio cosa sua. Non tenia tempo di verde, isso. Mica due vacanze per voi dai e fai su spallare in televisione. Sul laboratorio analisi che tenia, fu convenzionato con sa ASL, ma su disegno umano fu su de fai su scienziato, che fu uomo abile, curioso e faineri. Sa laurea già si di amminesce, mica che c'erano colleghi, laureato a procedus. Si fu innanzi laureato in chimica e gli ha dato sul laboratorio che gli danno da vivi. A cosa fu piccato una laurea in medicina pure, con due tesi proprio sue dei virus e il coronavirus bruschetto. Quando fu scoppiata questa epidemia, gli ospedali si commettono non potevano fare tutte le analisi, si viene a depiso fuori al laboratorio privato che su. Aici, analisi di sangue e tamponi, viene permesso di allogare un certo tanto materiale biologico, poi si sperimenta cose sue. Per il resto del tempo su gente teniata, che posso traballo ordinario, su dei ogni dì, teniata aiutante del vaglia. Legge la motivazione Francesco Cossu. Un conto beffulano de un'ironia gaifine che quasi manco si pare. D'ogni dretto è comprido, nu dai viuso e nu dai manco, pro dare corpus a un'impressia e relatta de una faina, sa chicca de un vaccino contra sa viae ghioe e ponzendo impore su mondo in treu, che pare che sia sa cronaca de un fatto successa de abbero. Sa parola pone in insetto un limbazzo umanizzato a medida e asce,
da un altro dessa vinna che conosce bene sa limba e sa materia che trattende. Un conto ammasiatore, preciso, tecnico, convincente. Un conto che si legge da un aleno e che sul lettore non vede solo dei chire come è andata a finire. Le ha su premius autore Giampaolo Pisu. Sezione Antoni Cubeddu, tra poesia e cantico. Primo classificato, Antoni Longo de Bolotona, a conferma e cantunato da un amico pastore, uno 37 retrogado, fiorito e tento a maglia. Videosintesi. 37 retrogado, fiorito e tento a maglia, a conferma e cantunato da un amico poeta. Una orta sincero hai asnato, che non fidarti tu a passizzare a die e notte in sa via centrale. Cussa avvizzente de pau cabale, de mente istantia e de bussalena, prena e illusione e senso vago. Cussa avvizzente de gabbale vago, de istantiamente lena bussa, zente de vago gabbale fi cussa, de lena bussa e istantiamente, fi de vago gabbale cussa zente, de bussalena e de mente istantia. Una orta sincero hai asnato, che non fidarti tu a passizzare a die e notte in sa centrale via. A Sanda e Torra, in bragosa mania, rosa in ghirlanda che dotte non mirana, quando girana con parata per torra. In bragosa mania, a Sanda e Torra, che dotte non mirana rosa in ghirlanda. In bragosa mania, a Torra e Anda, non miran che dotte in ghirlanda rosa. A Sanda e Torra, in mania bragosa, rosa in ghirlanda, non miran che dotte. Una orta sincero hai asnato, che non fidarti tu a passizzare in sa centrale via di e notte. Er giusto tutto in giaro che la notte, che gusto e amparo a tie non data sa passizzata che pone in motto. Legge la motivazione Salvatore Tola. In questo modello, su 37 retrocado, con regole precise, rispettate in su seggio e totas a cantone, si rende fino al suo modello matematico e due rime squadras insintrada in sa serrata di ogni viore. Sul componimento di Antoni Longo è perfetto in ogni dretto dessa retrogasa e de sos fiores. Sa regione tutto in suspu, che narrare chi supeta abbastanza, come Linarian, un antico pastore, e chi è medio critico, ischi cantare rimas de ammaggio. Lei al suo premio Antoni Longo. Passiamo adesso ai saluti del padrone di casa, il nostro sindaco Marco Murgia. Un caro saluto veramente a tutti. Per me è sempre un onore e un piacere poter portare i saluti della città ai preziosi maestri del premio Ozieri. Il premio di letteratura sarda che rende onore alla città e che rende onore alla Sardegna intera. Pensavo in questi giorni, sapendo che sarebbe stata una cerimonia diversa, a come però questa cerimonia serve a mantenere accesa quello spirito che il premio ha da sempre, cioè quello di tenere la fiamma dei poeti sempre attiva, soffiare su quella cenere, su quelle braci coperti dalla cenere di questo Covid per quest'anno intero è stato il vostro lavoro, e per mantenere anche questa vitalità che speriamo che possa esprimersi nuovamente con una cerimonia per il prossimo anno con i poeti in presenza, perché è anche molto bello riuscire a fare quello che si può e quindi dare il contributo in questa maniera, ma si sente la mancanza dell'emozione, della presenza dei poeti che si emozionano a loro volta o ad ascoltare le loro opere declamate o anche a declamarle personalmente. Quindi, benenidos poetas autieri, torrade poetas autieri. Grazie.
Grazie mille, Sindaco. Adesso passiamo ai secondi classificati. Sezione Poesia Sarda, Antoni Sanna. Secondo posto a Gian Bernardo Piroddi, de Tattari. Questa poesia commente arze astue. E vediamo un RVM di sintesi. Commente arziaias tue, forse sa storie solo, quando chere tabolu il canare saera. Sabbi la madura, quando arta in campura si fa che mere su chelu. Commente bolaias tue, un'ai li zera forzis, ai che ne numene, che nue. Un pizzinnu in bolor de bisos, un frore raru, canda oggi gagliardo. Inue andaias, non li schias, in atterue, forsis in ne due, forsis a loco inue, ni une a ti e sichiat. A chi e sichias tue? Non li schias, a ti e mattessi sichias tue. Tinde Osaias, de armonias, Pigaias a sopra è un'iscalanoa, a coa a sopra è una più sarta, sovrana. Legge la motivazione Attilio Mastino. La poesia di Gian Bernardo Piroddi, commenti Arzaias a 2, appassionata e vibrante, propone come una sorta di godibile carme, un carme però moderno e in lode, il tema dell'interpretazione insieme esaltazione lirica e metaforica delle virtù canore di una delle figure più amate della recente storia musicale della nostra isola, il compianto Andrea Parodi. La lirica dal ritmo sostenuto, nella quale le figure retoriche del chiasmo, dell'inversione e della ripetizione, con rimarcatura enfatica dell'elemento iterato, ben corrispondono al tema trattato e al sentimento celebrativo che lo ispira, si distingue per la sua originalità e per la sua capacità di tenere insieme con mirabile levità compositiva poesia di tradizione e poesia contemporanea. Il dettato fluisce senza impacci e il verso si piega sul seguente, determinandone il ritmo, trasmettendo al lettore effetti di notevole suggestione poetica. La voce di Parodi è collocata in alto, con un acuto che tiene fino alla fine, come le aquile nel cielo, sorretta da una scala di versi che è una gradazio in sospensione. Gian Bernardo na potidu ennere in ozieri oe e assora amos a ciapare a ter occasione può li donare su premio. Passiamo alla sezione prosa, Angelo Dettori. Il secondo posto va a Giancarlo Secci di Quarto Sant'Elena, prosugontu, Suzzurun Deddu, Sarru e Sugau. Vediamo un videosintesi. Giancarlo Secci, Suzzurun Deddu, Sarru e Sugau. Canto matas de mendula bis, io preguntavo su babbo che stien di lontananza. Quattro repentino sa villa gli aveva risposto, pistendisi o vigedos. Sa vipia tenia 7 anni, viviente in Caraus, in su terrazzetto de Domonsoro. Viviente in sa parte alta de sa bida, su terrazzetto coperto e castiata su sarto. Do un'attenzione su babbo di Anao, contata sa villa, la sia contata sa voce alta. 5, ella. Canto matas de Vigo, una, de sarici pendenti, 2, e de Garruba, savipia non gli ha risposto luego. Innanzi ia cercao a in giro un sagastiara, mancuna a pusti Anao. Brava, ianta riso, si vianta sezius. Di ahí ci comincia su gioco, dove ianta donna Mengiano, a posti si ghianta smorzao con caffè latte, pistocos e marmellata di ciliegia. Legge la motivazione Anna Cristina Serra. Un conto meraviglioso,
Già uno contato vadado de sas die nostras in tempus de coronavirus, inserrados in domo. Su protagonista, un professore come ti si tocca, de babbe famiglia, aggiù a sa vizzichedda a trampare su tempus, dai su terrazzetto e domo a carassole, con faula sabberu in ue, a vortas per omine, ponzende in moto sa fantasia, las devian giambare leggende su cominzu da un libero. Una tecnica rodariana che in tannos dai sa naschida del sa fabulatore mannu che si stato già nei rodari. Un conto delicato, di spanto, iscritto con l'imbaggio de ghile e con sa sabidoria pedagogica e didattica che un mastruono e bia potete avere con suo dischenti il suo. Giancarlo Secci, noi possiamo a Ozieri e osa fa in modo che il suo premio si domani in un'altra maniera. Scopriamo ora la sezione Antoni Cupeddu, sempre secondo posto, tra poesia e cantico. Vince Andrea Columbano de Calangianus, Invitu alla poetica, 1,36 Gadduresu Moda. Vediamo un contributo RVM. Canduramenti sa gatta sirena, trasforma chi pensa in poesia, in dungia se stuponi cuidato. Scorri la pinna si duverena, dunenda lu poeta galania, con prove tu si gagna un suidato. Tanti olti l'umari ha già affrontato, cilchendi con coraggio buona solti, con rimi nomi d'oro disicendi. Ma mentre ancora vali d'un giaiaggio, l'umari tanti olti affrontato. Su modello del su 36 Riccardo Resu e tutto di vesciu del su 36 Locutoresu. Culto vainato da Andrea Columbano, e una prenda, tre guida in conto e noe, in sue tre versi del seri pittutta, chi va che brottare tre fiore se via e in uesa serrata dell'ultimo fiore, con colta da sa rima con cussa del suo primo verso della stirrutta. Andrea Columbano, dove tendelu a pizzu e manizendelu con abilità de manna, invita suo collega a fare torra sa moda, chitata alla poeta Garania. E parte il video della premiazione ad Andrea Columbano. Canduramenti sa gatta sirena, trasforma chi. Passiamo al Trofeo Cultura di Ozieri, ideato per premiare una personalità sarda che si sia distinta particolarmente nel campo della cultura. Il premio va a Giacomo Serreli, giornalista che da anni opera nel campo culturale, della comunicazione sociale, sia come scrittore, critico e grande esperto musicale. Legge la motivazione Clara Farina. Nascido in Castello, giornalista professionista e musicologo, accurato e conduito per il suo programma della televisione Videolina, pro su sport e in giro col giro, posca telericordi, la porta sull'infinito, pro su emigrato fuori sede, cara Maria in ammento de Maria Carta, pro su turismo ripartiamo dalla Sardegna, pro su storia 40° parallelo e Gaisighende. Si è fatto apprezzare massimamente pro impigno e sa chirca in favore de sa musica e de sus musicista sardos, studiando totus as formas dai su jazz, a su pop, a su rock, ma vinasa sa musica tradizionale come te sa launeddas.
È stato direttore artistico della rassegna musicale ICNOS ed è responsabile scientifico della fondazione Maria Carta. È impegnato con il suo progetto Frimmos contro l'abbandono di Salbida de Sardegna. Serreli è stato il primo a fare una trattazione sistematica, coerente e fruibile della storia della musica e della discografia della Sardegna, fino alla prima pubblicazione, Sardegna Rock, del 1993, assai due edizioni de Boghese e Sonoso, s'ultima il bensì allegata a Nuova Sardegna, in 3 volumenese. Sul travaglio de Serreli si distingue per competenza, passione e capacità di comunicazione raras. E sto è su riferimento pro de importo, pro chi è conoscere e studiare sul mondo musicale de Sardegna. Vediamo un video contributo e un saluto di Giacomo Serreli. Vi sono particolarmente grato intanto per non farmi sentire un intruso in questo contesto, in questo prestigioso presidio della poesia, della letteratura, della lingua sarda, della nostra cultura. E vi porgo le mie scuse se il mio intervento lo affido all'italiano, ma davvero non renderei un buon servizio al sardo, di cui voi più di altri in questi oltre 60 anni avete favorito ruolo e rafforzamento. Nei miei oltre 45 anni di attività giornalistica ho voluto sfruttare mezzi e opportunità di questa professione anche per effettuare una costante ricognizione e approfondimento sullo sviluppo e l'articolarsi della scena musicale sarda. L'ho fatto senza alcuna formazione accademica alle spalle, ma con l'umiltà della passione e dell'interesse per capirne io per primo di questo patrimonio così ricco e originale. E anche sull'eccezionale dinamismo e inventiva di quanti in Sardegna fanno musica, anche al di là dell'ambito strettamente tradizionale. Ritorniamo in sala e passiamo subito a enunciare i terzi classificati. Partiamo dalla sezione Poesia Sarda Antonisanna, terzo posto a Pier Giuseppe Branca de Cheremule, con una poesia dal titolo Istadera de su mundu. Vediamo un video contributo. Istadera e su mundu. Se saluta a ter una notte noiosuoso, lampizzoso, lugido che fagese, ti lompen biolla e suo fiorroio su griadu, dai per rages astralese, ueghicai per i voglio che rafundu, e mudinner le vaghe, su repiccare a luttu e sosisteddoso. Narami, e fosse gusta, sa misura de su tempo che guerres affaeddo lugeroso in medire, introsadura essa notte, e in fondo a sottoveddo suoso, che un ammaio di dua fura. O no es in soi bisoi più fungudoso, chi desemere tempus, la serrano. Como fogosi painoso, minudo si ruene dae alas e rundano, se strudore cuidi, a suoi mudos incravamento l'esanimo umano. Se bella filoso, tramasa e orizzo de usoldinzu. Legge la motivazione Attilio Mastino. Nel componimento in terzine di Pier Giuseppe Branca, che rompe con la tradizione dantesca e segue sentieri autonomi, è il pensiero poetante il vero protagonista. Istadera de su mundu è tra le poesie più riuscite della sua produzione, da sempre improntata alla ricerca e allo sperimentalismo linguistico. L'io lirico, interrogante e rapito, scantaglia con la parola che si fa flebile luce gli oscuri abissi del creato, gli orditi del mondo, il mistero e il pulsare immaginifico della vita, alla ricerca dell'ubicon system e delle ragioni e dei fondamenti dell'ente, dell'essere, dell'esistere. C'è il sentimento di un tempo irrimediabilmente perduto, c'è una irriducibile vena esistenzialistica mai sopita che si illumina in quegli occhi tuoi, c'è l'ineffabile bellezza del creato, c'è amore, poesia, filosofia, c'è infine la trasfigurazione metaforica di derivazione ermetica e di sensibilità novecentesca. Credo che ci sia un breve passaggio con la premiazione.
Passiamo alla sezione prosa Angelo Dettori. Terzo posto, Pier Giuseppe Branca, De Cheremule. Prosugontu, Campeadores. Vediamo il videocontributo. Non c'è il videocontributo, quindi passiamo alla lettura della motivazione di questo premio. Legge Francesco Cossu. Con sicudetto e su Cagliari, su sonnio ed ottuso pezzino saldo, fida vuole diventare che è in tumbo e trono, che a Gigi riva. Saparà la campo, in conto e campo e la ore, e de campo santo, il che è il suo significato a campo e fubalo, appendente e caralzente il suo significato più antico. In Uriges, simbolo de dotto sabida de Sardegna, nasce di un campo arena affissa a cilindro, sura a ue prosecolo s'ha dato frutto lecchittos, soppartino de Muristello, de Monica e de Cannonau. Una cultura di Appostizza, in battore 3-7, che ha cancellato il signo della cultura dell'identità, che come a duraia de via in sammento e soditerrados. Su conto, certoso e piagheroso, settato con l'imbazzo de Chile e Risulano, Pier Giuseppe Branca l'ha condito con ironia marigosa, quadaene in suspu, intro e sammaglia de scrittura. D'ogni dretto è fainato e manizzato con maestria manna, confermando che questo autore si è fatto uno dei suoi scrittori e poeta più bonoso della letteratura in lingua sarda. Le ha su premius autore. Passiamo alla sezione Antoni Cuveddu, tra poesia e cantico. Terzo posto, a Verra Faris, di Mores, pro Sunniniddu Sanninnia pro Anita. Vediamo il video sintesi e legge Tetta Becciu. Drommi di Brendanita del Sugoro, chi giagia di canta in poesia, con pipiosa e duce melodia, pro chi gole sa nottes più bellas. Dai gelu da job densa sitellas, ninnende di insubanzi de oro, drommi di Brendanita e Sugoro. Pasan pur so picches su mare, lepios desasundan banzigados, ca col sassoru dottus un torrados, pro intende sa bella cantilena, cantata dai saoghe più samena, pro divagare a de notte bisare. Pasan pur so picches in su mare. E in su gelu, quando essi sa luna, giagia d'improvvisa a sa ninna nanna, ermosa, serena, faghe di manna, piena di affetto e di amore, amparata dai nostro Signore, in un mondo de buona fortuna, in su gelu, quando bessi sa luna, in cultuerano, pusclis in fiore, so puzzones in salvure puzzida. Legge la motivazione Salvatore Tola. In questa canzone Sestina serrava un divisillabo, un paraulas de mele e con versos de una, giaia cantilena sa cantonetta amica, questa nepotetta estimata, lo che porta a cumplire quinto primaveras, diabra nessas spadas indirectas camineras, piena che apparta a conoscere mai tempos annosados. Como dijimos del Fabrizio, idea su premio in conto de Verra Faris. Passiamo a un altro trofeo Provincia di Sassari, ideato per un gruppo che valorizzi e tramandi e innovi la tradizione etnomusicale e teatrale della Sardegna. Il trofeo va alla compagnia teatrale Fueddu e Gestu.
Seu su regista da questa compagnia Fueddu e Gestu e seu noi si ringraziai da questo premio che sei donato a questa carriera. A Ragodo che questa compagnia Cosa Nostra esiste dal 1980 e si è sempre preoccupata da portare innanzi su traballo a pizzo da questa cultura sadra, da fare teatro in sadru, da fare teatro comico ma drammatico puro, ma in particolare teatro. Legge la motivazione Anna Cristina Serra. Fueddu e Gestu è una dei spago compangia de professionistas che in Sardegna viste in suo teatro de poesia, poessi, apustisi, sa poesia del suo teatro, massimamente in lingua sarda. In issus si cumpre su precetto del suo professore Giovanni Lillio, esseri a reginis iahas. In suo contivizzo fitiano, rigoroso e amoroso, imperanta sa gicca, sa profondidade e sa ballitoria del suo fueddo, e du venti buono a fai brottai a regine noedas. Con su gesto rituale beridatoso che in desighidi, ispani antisahas, boboris dus artu, belladores de su nosto, capaces però di adobbiare satro, che sta dia de sulle minaggi e in sul luogo profungo anche a causa nos e tutto. Aici cose in te consarti su mondo di aisero a su di oi, finza isainas e sonus imperauso, funtisinnos de su cammino scerau, chenza per una laccana de tempus e de logo. E da mos tanta primori in istanti traballo spostus un pei, agradezio meda de su pubblico, sardo e non, ed esi studiosus, da regodau cahancuno, Flores, Naschimenta, canzoni nuragi, condaghes, conto sardo de San Numilli, e i Bonagente, il naso, l'albero del miele amaro, Nur, le note di Nurai e Aicinendo. Podotto gusto, ma noi scetti, in mannoso che con issus antonau vita e questas operas. Paolo Villonca, Benvenuto Lovina, Cicci Tumasa, Maria Lai, Bobore Gamboso, Mialino Pira, Garcia Lorca, Ignazio De Logo, Garcia Marquez, Leonardo Sole, Gogol, con di cerimoniai uno scanto, grazie a Fueddu e Gestu, antavivi sempre e poi sempre, tutto varisi, in San Matteo Domo. Adesso un saluto del segretario del premio Ozieri, Antonio Canalis. Siamo proprio nel centro di documentazione della letteratura regionale della Sardegna, in lingua sarda, sito nella via Ansicora 35 eccetera, siamo noi qua, realizzato a suo tempo dalla comunità montana del Monte Acuto, per iniziativa e interessamento del suo presidente Vanni Fadda, anche presidente del comitato organizzatore. Una struttura inserita nello splendido centro storico della nostra città, è appositamente destinata alla funzione di museo-archivio dei lavori e dei testi raccolti nei decenni e pervenuti a valanga, nel tempo da parte di poeti, scrittori e appassionati del lingua sarda, di tutta la nostra isola e anche dei tanti sardi emigrati nella penisola e nel resto del mondo, che tuttora ci affidano i loro lavori. La comunità del Monte Acuto nel 2008 venne destinata ai soli comuni montani, 7 comuni non montani ne facevano parte: Ozieri, Ardra, Itireddu, Mores, Tula, Nughedu e Pattada. Si associarono appunto nell'Unione del Logudoro. Il nostro centro di documentazione da allora è rimasto abbinato all'Unione del Logudoro. Una struttura destinata a contenere un patrimonio prezioso che non riguarda solo i premiati, ma anche tutti i testi di coloro che hanno partecipato con amore e passione a questa lunga odissea, tutta sarda, di premi letterari in limba. Nel frattempo, in tutto il territorio della Sardegna e non solo, nacquero man mano tanti altri premi in lingua sarda, pervenuti da tutte le contrade dell'isola. Una evoluzione nata proprio qui, che ha aperto ancora di più l'orizzonte poetico alla diffusione di liriche e testi che hanno sempre avuto nel nostro popolo passioni letterarie di cultura e di cuore.
Benenito poeta Sauttieri naraia su fondatore del suo premio, sa Bonanima e Tonino Ledda, e noi pure fino a come namugai a Kentannoso, con saluto e vita a suoi amigos e scrittori di tutto ciò freddo di Sardegna nostra. Sezione Poesia Sarda Antoni Zanna, premio speciale Tonino Ledda, offerito dai Rotary Club Ottieri a Juan Battista Oliva de Saliguera, per sua poesia in Bolemus. La intendidesi da Isso e Tutto. Si sa palabras nostras non vale de brunnuda. Si sa voce umana non vale de brunnuda. Si non vale de brunnuda torroios, orquidos de dolore, pregadorías de ayuda, actitos desesperados, lamentos e piantos de pizzinnos. Si non vale ne brunnuda sarragados rántolos de annegados. Tanto como sorres e frades, involemus un canto rebelle. In soqueros, in somares e in satterras, in somontes, in sospianos, in satancas e in sabinjas, in socuiles e in sabiddas, in sa fábricas e in sas escolas, in sa carreras e in sa prazzas. Involemus, liberemus a boga nostra limpia da sus sterzo de su coro. A boga arta, non atta essere aleno isperdidu. Involemus, sorres e frades, involemus. Sezione Poesia Sarda Antoni Zanna, premio speciale Franco Marongiu, offerito dai Lions Club Ozieri, a Luca Meletina di Ozieri, prosa poesia Repulas e Dodas, legget e ritira su premio Tetta Beccio. Mai atta finire su canto rebelle. Villa. Si contas che s'affoggias nesun rutas, il tracas, grogas, como a sacchipida, sono di do colore desamutas. È l'ora di dare un'illustrida. Si cure de su tempus, sa si jutas, su roglio berrigonchino e sa vida, deso de su criado sa brenetta, mummutu surlu in pinna de poeta. Nuscu, sa serva che s'arrenden a sottrallos, mi miran a tullidas, con trummentu, che cando che il sinado si sarmentu, piange da su cuttu, infunde crallos. Sonnujon pare che si gretan ventu, su garradore delichito tallos, probode sas imprentas inserrare, in coro, mente, Su premio Ottieri non dimentica mai su il poeta disterrados, o canno su premio speciale per su poeta emigrato il tandato a Margherita Fiore, nascita in Azzara, e come vive in Firenze. Sa poesia è intitolata Sa foggia e la legge di Antonio Canalis. Castios ultimo sole bestio e allegria, vividos colores che frore in arrega, sola, con surlo e suentu in sa corriada nae, che aspetta giae su more e sa terra. Prossi ingraidata noa, ninfa che nabrantu, abile prus de somine, in ispramo che naessida, non timo salosa vrida. Da esartura mia ischio dottu, a io già è vattu caladas, e torra arziadas in setterno giro e sorroda. Aiubidu, sa matta mia, in orrosciatas e in ghiriottoso da esa punta. Torra s'anima canta. Sezione Angelo Dettori,
Prosa, premio speciale Panaton Club di Ottieri a Giovanni Biga de Nuoro, prosucontu su sindacalista. Su premio speciale Beata Vergine del Rimedio, dessa sezione Poesia e Cantico Antoni Cupeddu, andata a Angelo Mariardu de Vlussio, posadeghina glossa beni. Su sindacalista, sa comunità di appartamento non è cosa pro isso. Valentioso, cane pastore, vonnesu, aveso a tentare gama senza libertà di susartu, non baio la sesserru, intrebatto muros, respirando agra alluvada. Galupeios in questo tempo del coronavirus, brivo de ponne spasso ora. Mascamente come che su governo ha tellunghiato a gorro desa gente pro tutto su resto de sistio. E che baguantata, se li scorrien sos omines custi serru, pensa valentioso. Su virus a su chinaran sos espertos, a sos canes pro come non attaccat. Però, vai, fidati, di tutto questo virologos che si scudano a pari in sa televisione, chi è una rapira, chi è una rapirastro. Pro sicuranza, issu si inchesti inverto dai vita, si inchestorrava a sanadia, a sa libertà di sua, de cane pastore, vonnesu, abbisto e valente, ma in ugoro, ad assausa diosa. E come non potete stare che ne esistimada di Lichia, una giovane dalmata, de sabichina de appartamento de su merevezzo suo, sa prugalana de su condominio. Decide di tornare a Nugoro, ne si prolaviere e si la... Avete appena sentito Giovanni Biga de Nuoro con su sindacalista. Adesso procediamo e vi facciamo sentire Angelo Maria Ardu de Flussio, prosa di Ghina glosa beni. Pode solo mi trattenzo, se ne scomo musa mia, m'han pedito poesia, dammi versos che non tenzo. Beni, beni, che dicciosa in quest'ora desa notte, cosa bella scasindotte e battiminde premurosa, tappa a dare a terra. Ah, non siamo in onda, no? Comunque non è in onda ancora. I problemi sono sempre dietro l'angolo, non c'è nulla da fare. Infatti perché queste cose non succedono con la Dinamo? Perché c'è un gruppo elettrogeno, anzi un doppio gruppo elettrogeno fuori, che subentra. Bentornati alla 61esima edizione del premio Ozieri di letteratura sarda. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico dovuto alla diretta, è sempre il bello della diretta. Però proseguiamo subito con i trofei e legge Antonio Cossu. Sezione tra poesia e cantico Antoni Cupeddu. Premio speciale per il Club Sardegna Salvatore Murzianiola. Pro un modello entregato a Torresenese, 36 retrogado o gentubese, retrogado fiorito e tento a maglia, leggio eo e tottu.
sindaco, le autorità, gli organizzatori, il presidente del premio, i segretari e soprattutto i membri della giuria, e ricordare anche che oggi non è presente con noi Dino Manca, che comunque ha collaborato con noi. Il premio al Trofeo Sardegna, provincia di Sassari, offerto dall'amministratore Pietrino Bois, viene assegnato al maggiore Gerardo Severino della Guardia di Finanza, medaglia d'argento dei benemeriti della Scuola della Cultura e dell'Arte per il 2000 per l'attività che ha svolto presso il Museo della Guardia di Finanza a Roma. È laureato ad honorem a Varese. Legato alla Sardegna, cittadino onorario di San Nicolò dei Rei, Chiaramonti e Bosa, in relazione ai volumi pubblicati sulla nascita del Partito Sardo d'Azione e su alcuni episodi fondamentali della storia del nostro paese, la resistenza antifascista nella seconda guerra mondiale. Si segnala il volume su Salvatore Corrias, medaglia d'oro alla memoria, giusto tra le nazioni per lo Stato di Israele, per l'impegno verso i profughi ebrei e i perseguitati politici, aiutati a espatriare clandestinamente in Svizzera. Il volume su Camino Torresi Chiaramonti, medaglia d'oro alla memoria per il sostegno alle organizzazioni partigiane, morto a Mauthausen il 28 dicembre 1944. Inoltre per i finanzieri sardi scomparsi in Alto Adige, Raimondo Balbi di Lula, Martino Cosso di Nuovo Santo, medaglie d'oro alla memoria, trucidati in azioni terroristiche. Infine ha studiato la vicenda degli appuntati Episio Corrias di Decicomanno, Vincenzo Flore di Busacchi, trucidati dai partigiani slavi il 26 aprile 1945 in Friuli. La giuria, a poche settimane dal giorno della memoria, ha riconosciuto lo straordinario valore di ricerche scientifiche indirizzate con passione e sensibilità profonda, volte a far riemergere alcuni personaggi della Sardegna degni del più grande rispetto. Grazie. Buonasera, sono il maggiore Gerardo Severino, direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza. Nel salutare tutte le persone che si sono collegate questa sera in occasione della 61esima edizione del premio Città di Ozieri per la letteratura sarda, desidero ringraziare la giuria e tutte le persone che hanno voluto conferirmi questo straordinario premio Provincia di Sassari, un premio che ritengo abbia voluto ricompensare le mie attività nel campo culturale svolte moltissimi anni, soprattutto per onorare la memoria delle tante fiammeggiate della Sardegna che si sono distinte in guerra e in pace. Nel fare questo ovviamente ho ottenuto la collaborazione di molti cari amici della Sardegna, sia da parte del comando della Guardia di Finanza di Cagliari, ma anche di persone straordinarie come il professor Attilio Mastino e l'amico di sempre Carlo Delfino, editore, che ha pubblicato i miei libri. Quindi ancora grazie per questo onore che mi è stato conferito e buona serata a tutti. Su trofeo citate de Otieri, per una personalità di sarda che si sia distinta in campo di arte, anda da Occanno a Benito Urgu. Naschi di Naristani da Zente Osinca e uno dei suoi artisti isulanos più sconnotos e stimato dai suo pubblico sardo. S'attività artistica è ricca e divaria, cantante, attore del cinema, cabarettista, fotografo, ad incominciato sempre vicino con su circo dai Sosano 40 fino a Sosano 60, pustisi su cantante, famata su sa scantones e su twist de zia Ioannica e con su gruppo Salbarritas a Cambale Twist. Fissa prima orta che si impreia su sardo per cantare sa musica moderna. Sol giovane de questa generazione ballaian su twisti sardizzato che chiesera in tottu Bill Haley. In su 77 su disco Sexy Fonny, in nuova vaglia su esso a sa cantante famata Je t'aime moi non plus con Jean Birkin, a benditu Kentu Mizzagoppiasa. Ma sarte sua più notida è su cabaret. Urgu ha inventato parizzo spessonaggio che va in parte dell'immaginario sardo fra Soscalese, su Maresciallo Serpis e zia Desolina. Ha lavorato con un artista Schiacchiambretti, Painarello, Parietti, in trasmissione e programma del Sarai. Attore dei film
ad attento consenso del pubblico e de critica con suo film L'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca. Il suppone di scena personaggio del suo popolo in sa vita de cada die, in eterno contrasto con sa lingua e sa cultura alta e ufficiale, costrintos a fare un italiano istrazzato e porcheddino. Ma l'umorismo di Benito Urgu è un umorismo che nasce fino dai suggesti e desa cinesica, per diventare universale e commente un ispigiu nos permette di nos abbaidare, riere e meledare de sol difetto nostro, soga nara d'un udicciu, chi riede sas cosas, la spode puro giambare. Pidimus a Benito Urgu come. Gentili signori, buongiorno. Un saluto va a tutti i sardi e in particolare agli amici di Ozieri che da sempre sono attenti alla cultura della nostra bella terra. Io vi ringrazio per questo riconoscimento che voi mi avete in questo momento assegnato. Vi ringrazio perché la vostra attenzione ha colto qualcosa e mi piace questo. Ho dei vecchi ricordi dove Nilla Pizzi si prodigò per far vincere i Barrittas meritatamente. È con grande onore che adesso vi presento un ospite che per il Premio Ozieri è veramente un pezzo di cuore, un pezzo di storia. Parliamo di Ugo Tanda, figlio del compianto Nicola Tanda. Ugo ha preso lo scettro di presidente del premio, non del premio, dell'associazione Pen Club Sardegna, un'associazione voluta con grande impegno dal padre Nicola Tanda, che ricordo è stato presidente per anni del Premio Ozieri, è stato anche nella giuria e quindi con grande onore che adesso vi presentiamo Ugo Tanda che a sua volta presenterà un documentario che ha realizzato sui premi letterari in Sardegna. Un cordiale saluto a tutti, sono Ugo Tanda, il segretario del Centro Pen della Sardegna, un'associazione fondata da mio padre Nicola Tanda nel 1997 per promuovere la letteratura sarda a livello internazionale. Ringrazio gli organizzatori del premio e la giuria per averci dato la possibilità di mostrarvi alcune immagini del documentario Un'Odissea Ribas Nobas che abbiamo completato l'anno scorso. Il documentario è stato prodotto dal Centro Pen della Sardegna con il contributo finanziario della Fondazione di Sardegna e dell'Isere ed è stato girato dal regista sassarese Roberto Priamusecchi. L'obiettivo è quello di mostrare il passaggio dall'oralità alla scrittura nella poesia in lingua sarda e il ruolo che ha avuto il Premio Ozieri nel dare vita a una letteratura in limba di qualità. Il titolo del documentario riprende i versi del poeta Pedro Mura, il quale si augurava una nuova aurora per la Sardegna, dove tradizione e modernità potessero incontrarsi, come ci ricorda Giovanni Fiori nel film. Speriamo di poter organizzare una proiezione del film a Ozieri non appena l'emergenza Covid sarà finita. Come sapete, una sezione del premio è dedicata al Centro Pen e mi voglio congratulare con il vincitore di quest'anno, il poeta Salvatore Angelo Murgia. In futuro sarebbe bello se all'interno di questa sezione potessero partecipare poeti appartenenti ad altre minoranze linguistiche con l'impegno a tradurre in sardo la poesia vincitrice. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Ora vi presentiamo un piccolo spezzone del documentario Un'Odissea dei Rimas Nobas che spero quanto prima avremo il piacere di presentare qui ad Ozieri con il pubblico che merita questo documentario, che è un grandissimo lavoro. Volevo giusto dirvi, specificare qualcosa a tutti gli ospiti che ci seguono nella diretta web. Oggi mandiamo dei piccoli spezzoni, ricordatevi che da lunedì 1 marzo tutte le registrazioni dei poeti saranno disponibili sul canale YouTube. Questo è molto importante, che quindi torniate sul canale YouTube dell'associazione per vedere tutte le letture dei premi.
sardo non è un dialetto italiano, il sardo è una lingua. Questa poesia pretende che su poeta non solo esca sa limba, ma esca a giocare con sa limba. Noi avevamo in Sardegna due tipi di comunicazione soltanto, che era il linguaggio ordinario e il linguaggio della poesia. Non avevamo la scrittura. Noi siamo in Sardegna in questa linea del continuum di glossico, abbiamo un usallo vero, un usallo italianizzato, un italiano usallizzato e un italiano diretto. Se tu vuoi salvare. Ritorniamo in sala sempre dal Centro di Letteratura Sarda di Ozieri. Vi ringraziamo per averci seguito, crediamo che siate in tanti e comunque volevamo ricordarvi che aspettando l'anno prossimo per essere tutti in presenza insieme e poter godere della poesia e anche dell'enfasi di tutti gli autori, questo metodo permetterà di lasciare un segno comunque nella storia, quindi potrete fruire, rivedere, risentire le poesie, approfondire i temi in un secondo momento e vi ricordiamo che troverete tutte le poesie e i contributi dal 1° marzo sul canale YouTube del Premio Ozieri. Intanto saluto tutta la giuria che è qua con noi, il sindaco di Ozieri e lasciamo i saluti finali al presidente del Premio Ozieri, Vittorio Ledda. Voi che ci avete seguito, direi da Ozieri, dalla provincia di Sassari, dalla Sardegna, dall'Italia, dal mondo. Questo è il modo di entrare nelle case e nel cuore di tutti. So che ci siamo già nei vostri cuori e vogliamo rimanerci per sempre. E quindi devo ringraziare intanto il Presidente della Regione Sarda, il Presidente della Provincia, il signor Sindaco, la giuria, la validissima giuria che ci sostiene, ci supporta, il segretario Antonio Canalis, e soprattutto il comitato organizzatore che quest'anno ha fatto tantissimo lavoro supportando Antonio, in particolare Marco Fenudi, Pierluigi Saba e il nostro decano Gerolamo Squinto. Voglio concludere con 2 concetti fondamentali. Oggi, proprio stamattina, abbiamo consegnato i primi faldoni del nostro premio dei primi anni che verranno preparati e, tra virgolette, lavorati da un archivista esperta in materia e finalmente potranno arrivare qua e vivere nella casa del premio. E infine un grido di aiuto perché noi siamo andati avanti molto bene da un punto di vista economico questi ultimi 3 anni grazie a un contributo della Regione. Questo contributo non si sa se verrà rinnovato, quindi dico a tutti, sarebbe assassinare ciò che sta nascendo, sarebbe ammazzare una struttura stupenda. Però il Presidente della Regione qualche impegno lo ha preso. Vi ringrazio, buona serata.